top level is the Supreme People's Court, and only responsible for retrial case. The number of the cases is rare, but increasing in order to harmonize the standard of the regional courts. Per questo motivo sono rari, sebbene in aumento, i casi in cui ci si rivolge alla Corte Suprema, che può solamente occuparsi del riesame del caso e non di un ricorso in appello. Venue jurisdiction, patent infringement litigation should be filed where the infringer is domiciled or in the place of infringement. The place of the infringement including the place of the infringement activity or the place of the consequence of the infringement. La giurisdizione, o meglio il luogo in cui si espleta la giurisdizione, saranno o il domicilio di colui che ha violato i diritti di brevetto, oppure il luogo in cui tali diritti di brevetto sono stati violati. Come luogo di violazione si intende o il luogo dove si espleta l'attività, oppure il luogo in cui sono state riscontrate le conseguenze di tale violazione. In this sense, many patentee could choose the jurisdiction court in order to avoid some certain infringer, for example, manufacturer infringer's home court. Proprio per questo molti preferiscono scegliere il luogo in cui sono state riscontrate le conseguenze della violazione piuttosto che il luogo dell'attività, per evitare che il processo si svolga presso la sede in cui opera il violatore. In the patent infringement litigation, the patentee could set out a warning letter before initiating a patent infringement lawsuit. Una lettera e un'ingiunzione preliminare sono i primi due atti che si pongono in essere prima di passare all'azione legale. The patentee could also apply for some other remedies, for example, preliminary injunction, pre-trial evidence preservation, and pre-trial property preservation. È anche possibile chiedere un'ingiunzione preliminare o permanente e chiedere anche delle procedure pregiudiziarie prima di passare alla vera e propria procedura giudiziaria. During the court procedures, the court will only give a limited time of the briefs and the exchange of documents, which is different from in Italy. After a limited time of the briefs, the court will summon both parties to a court hearing. Such court hearing will last normally half a day, at the most more than 1 day. Per quanto riguarda le procedure legali, quindi il vero e proprio procedimento legale, abbiamo tutta una procedura che precede l'udienza con l'analisi dei documenti e altre procedure, e poi avviene l'udienza in tribunale, che di solito richiede un giorno. In China, the question of the validity of a patent is decided by the Patent Re-examination Board rather than the court. So it is quite common for the patentee it is quite common to the defendant to file a patent invalidation proceeding in the PRB during the patent invalidation proceeding. That is a split proceeding. In Cina spesso avviene quello che è una procedura doppia, un procedimento legale doppio, cioè mentre vi è il titolare di un brevetto che denuncia colui che ha violato questo brevetto, nel contempo l'attore a sua volta si rivolge al tribunale vantando il fatto di aver invece agito in buona fede e di avere per primo determinati diritti.
In China, the patent infringement proceeding is very time efficient. For example, in the first instance, the whole duration could normally will last 6 months from the filing filing the civil action complaint to the issuance of the first instance decision. Di solito il procedimento legale di prima istanza dalla richiesta di avvio del procedimento legale fino alla sentenza dura 6 mesi. For the second instance will normally will take 3 months. E all'incirca 3 mesi per la seconda istanza. So, for the remedies, the patentee could get preliminary and or predominant injunction, as I introduced before. Per quanto riguarda il risarcimento, si può ottenere un'ingiunzione preliminare e o permanente. For the compensation for damage, patentee could the compensation for damage could be calculated based on the direct loss of the patentee directly due to the infringement, or the profit made by the defendant due to the infringement. Mentre per quanto riguarda il risarcimento danni, questo dipende dalla gravità della violazione o dal profitto che colui che ha violato il brevetto ha tratto. Or up to 3 times of the reasonable royalty from the patent license agreement. If the above 3 ways cannot be used to decide the compensation, then the court will normally use the legal compensation. Di solito il tribunale, se vi sono delle indicazioni di legge in merito al risarcimento danni, segue queste indicazioni. Finally, I will give several typical cases in terms of the damage. These 3 cases, both parties of these 3 cases are all Chinese companies. In these cases, the damage, the compensation, are all over several tens million RMB. No matter the involving patent is a utility, invention, or design. Questi sono 3 casi di violazione di brevetto, modello di utilità, industrial design e invenzione, quindi in tutti e 3 i settori, in cui il querelante era sempre una impresa cinese e in tutti e 3 i casi il risarcimento danni è stato di numerosi milioni. Last case is a Germany company sue another Chinese company. In this case, the court avoided 21 million RMB as well as almost 1 million as a reasonable disbursement to this German company. This is a design infringement litigation in the first instance. Mentre per quanto riguarda questo caso, portato davanti al tribunale da una società tedesca, per la violazione di un industrial design, è stato solamente in prima istanza è stato deciso di provvedere ad un risarcimento danni di oltre 21 milioni di renminbi più un contributo alle spese di oltre 1 milione. In summary, China's patent litigation proceeding is becoming more and more international and standardized. Generally speaking, as compared with other main jurisdictions, patent enforcement in China is more time efficient and cost effective. Therefore, the patent holder can achieve meaningful protection. In Cina i procedimenti legali a tutela dei brevetti si stanno avvicinando sempre di più alla prassi internazionale e anche i controlli diventano sempre più efficienti, in maniera che i titolari di un brevetto possano essere tranquilli del rispetto dei loro diritti. In China, thank you. Grazie.